Sono stati identificati i bulli, due ragazze e due ragazzi che martedì sera a Zenzon hanno picchiato il papà di una loro vittima. Sono minorenni che hanno già colpito tra Monastiere e Fossalta. Nell'ultima aggressione è spuntato anche un coltello. Operaio 35enne travolto e schiacciato da una piccola ruspa, stava cercando di scaricarla da una bisarca. L'uomo gravissimo in ospedale, il drammatico infortunio a Caselle d'Altivole. Colpo in pieno centro a Treviso, il ladro non curante delle telecamere ruba tablet e telefonini in una gastronomia. Una settimana prima forse lo stesso malvivente in azione anche a Villorba. Dopo il caso di Catiuscia a Casale si cerca un'altra giovane scomparsa nella Marca. Naissa Torresan ha solo 15 anni. Il giallo di Alex Marangoni, in corso i prelievi del capello sui partecipanti al rito sciamanico. Intanto una lettera anonima è arrivata all'avvocato della famiglia. Ci sono elementi interessanti, dice, illegale. Tempo stabile, lontani temporali estivi, ma le temperature continuano a crescere. Weekend bollente, non è finita. La prossima settimana nella Marca la situazione è destinata a peggiorare. Partiranno inizio settembre i lavori di riqualificazione di Viale Cesare Battisti, principale porta d'accesso a Treviso. Verranno rifatti marciapiedi e piste ciclabili, ma sarà necessario abbattere tutti gli storici pini marittimi, colline UNESCO inaccessibili a chi non ha l'auto. La denuncia di Fondazione Marca Treviso: con lo stop al bus Prosecco l'estate resta orfana dei turisti. Nella chiesa di San Polo di Piave i funerali di Adriano Zanotto, storico titolare e chef del ristorante Gambrinus. Se ne va un maestro e un ambasciatore del gusto e della cultura. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali quanto successo nelle sere scorse a Zenzon di Piave, con dei baby bulli protagonisti di una vicenda davvero violenta. Baby bulli che sono stati identificati dai carabinieri. Si tratta di due ragazze e due ragazzi che sono arrivati, pensate, a picchiare il papà di una giovane vittima. Nella lite, nell'arterco, è spuntato anche un coltello. In paese c'è autentico terrore. È peggiorata la situazione, lo hanno anche fatto cadere, hanno tirato fuori un coltellino, sto ragazzino, e penso, per non fare del male, per non accanirsi addosso a questo signore, gli hanno toccato praticamente le ruote della macchina. È spuntato anche un coltello durante l'aggressione che martedì sera ha sconvolto per il suo carico di violenza il centro di Zenzon di Piave, dove una banda di baby bulli è arrivata a colpire con calci e pugni il papà di una ragazzina intimidita pochi minuti prima. Scene mai viste, raccontano ancora terrorizzati alcuni residenti, che proprio per questo scelgono di non apparire. Cosa preoccupante, perché qua, se è un paese tranquillo, se adesso cominciano ad arrivare anche queste bande di ragazzi, i genitori non hanno neanche più il coraggio di far uscire i bambini. Ma ritorniamo a martedì sera, quando verso le 22 alcune ragazzine del posto che stanno mangiando il gelato vengono raggiunte sui gradini della chiesa da due coetanee provenienti da fuori comune che chiedono loro dei soldi, il fare minaccioso, i toni arroganti. Una delle ragazze aggredite chiama il padre, un 60enne che abita poco distante e che in pochi minuti arriva in piazza e intercetta le giovani bulle, nel frattempo raggiunte da due amici all'altezza del monumento. È in questo preciso istante che la situazione trascende, con l'uomo che viene letteralmente accerchiato. Purtroppo il papà è rimasto coinvolto ha subito qualche pugno, qualche piccola lesione, sì. Calci e pugni, chi è presente parla di una vera e propria furia, e poi c'è quel coltello passato di mano in mano, poi andato a squarciare le gomme dell'auto. Oltre il danno anche la beffa, se possiamo dire, purtroppo, nel senso che alla fine, prima di scappare, questi ragazzi gli hanno anche bucato due gomme della macchina con un coltello, con un punteruolo. La scena viene ripresa dalle telecamere, sequenza per sequenza. L'uomo che viene derubato dei soldi che aveva con sé si rivolge alle cure del pronto soccorso, mentre l'identificazione dei giovani da parte dei carabinieri è rapida. Si tratta di volti noti che nelle settimane scorse hanno colpito anche a Monastiere e Fossalta, né più né meno di una baby gang alla ricerca di spiccioli anche per futili motivi. Sembrerebbe che prima di andare, alle giostre in queste sagre paesane, questi ragazzi, per accumulare qualche soldino,
si comportino in questi modi. Bulli e bulle sono tutti giovanissimi, per lo più minorenni. Questo ovviamente non esclude il fatto che abbiamo alzato le antenne. Io ho chiesto ai carabinieri di aumentare i controlli sul territorio, anche serali. A breve, se tutto va bene, partiranno anche i controlli della nostra polizia locale su Zanson di Piave, sempre alla sera. E anche grazie al circuito di videosorveglianza, che è abbastanza ampio sul territorio, speriamo che non succeda più questo tipo di cose. Questo l'auspicio a Zanson di Piave, e c'è stato l'ennesimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi nella Marca trevigiana, gravissimo, in ospedale un 35enne residente in zona, residente nel Trevigiano, marocchino d'origine. L'incidente a Caselle d'Altivole. C'è probabilmente un guasto di natura meccanica all'origine dell'ennesimo grave incidente sul lavoro che si è registrato nel pomeriggio in via Vallà a Caselle d'Altivole, dove un operaio 35enne è rimasto schiacciato da una piccola ruspa che stava scaricando da una bisarca. L'uomo era impegnato nella posa della fibra ottica nelle vicinanze dell'agriturismo Le Vele, quando il sistema di scarico dell'autocarro avrebbe ceduto, innescando un effetto domino del tutto imprevisto. Il 35enne di origini marocchine ma residente in zona è stato così travolto dal mezzo. Immediato l'allarme dei colleghi, così come l'attivazione dei soccorsi con l'arrivo degli operatori del SUEM 118, elicottero compreso, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal per tutti i rilievi del caso. Al momento di essere soccorso l'uomo risultava cosciente, portato al cafoncello, le sue condizioni sono tuttora molto gravi. Informato il pubblico ministero di turno, i rilievi proseguiranno anche nelle prossime ore. 2 colpi in una settimana, il primo a Carità di Villorba, il secondo la notte scorsa a Treviso, dove il ladro è entrato in azione a volto scoperto. Nel mirino la catena della nota gastronomia Le Papere. Invito tutti a denunciare, solo così possiamo acciuffare questi delinquenti, dice il titolare Alessandro Albertini. A volto scoperto, senza guanti, spavaldo e forse ignaro della telecamera che lo stava riprendendo, così tra le 3 e le 4 del mattino un ladro si è introdotto nella gastronomia Le Papere di Borgo Cavour, in uno dei salotti buoni della città. L'uomo, verosimilmente sulla Trentina, prima ha forzato la finestra che dà su via Mura di Sant'Eonisto, poi si è diretto verso la zona cassa. Qui ha prelevato soltanto un tablet e alcuni telefonini per poi darsi alla fuga. L'allarme è stato lanciato al momento di aprire il locale, con gli inquirenti che non hanno perso nemmeno un minuto. È stata chiamata la scientifica che ha rilevato le impronte che poi appunto la polizia metterà in confronto con altri furti avvenuti, probabilmente anche lo stesso di Carità. La fisionomia della persona sembra la stessa. Già, perché sempre la catena Le Papere è finita nel mirino il 2 agosto scorso, in quel caso nel locale di Carità di Villorba. Insomma, 2 furti in poco meno di una settimana, con Alessandro Albertini, titolare dell'attività accanto al fratello, che mette insieme le tante analogie. Forzato il serramento, probabilmente con un piede di porco, stessa dinamica esatta avvenuta la scorsa settimana nell'altra nostra gastronomia. A Carità il ladro, questa l'unica vera differenza, è entrato in azione a volto coperto, incappucciato, ma anche qui avrebbe lasciato segni del suo passaggio. Non si esclude possa essere un delinquente seriale, già autore di furti analoghi in centro e nell'Interland. Da capire se agisca con un complice. Probabilmente preso dall'arroganza della riuscita del primo colpo, non si è fatto intimidire. A mio avviso queste sono persone che studiano gli ambienti prima venendo da clienti, osservano, probabilmente questa telecamera che è poco visibile dal lato cliente gli è sfuggita. Arroganza che a questo punto potrebbe costargli cara. Di certo Albertini non intende mollare la presa. Invitiamo tutti a segnalare sempre questo tipo di fatti, perché è l'unico modo di aiutare le forze dell'ordine nell'acciuffarli. E decisamente spavaldo è stato anche il 50enne che si è attaccato al contatore della vicina di casa, per questo è stato scoperto e denunciato. I fatti a Castelfranco, mentre 3 rumeni a Pederobba hanno messo a segno un colpo in un supermercato e sono stati arrestati dai carabinieri.
Si è allacciato abusivamente al contatore dell'energia elettrica della vicina di casa che, ignara, si è trovata a pagare bollette molto più alte. Da qui la segnalazione e la denuncia della donna. È accaduto a Castelfranco Veneto. Al termine delle indagini l'intervento dei carabinieri nell'abitazione del ladro di energia elettrica, denunciato per furto un 50enne della zona aggravato da precedenti di polizia. Gli accertamenti dei carabinieri, unitamente al personale tecnico specializzato di Enel Distribuzione SPA, hanno potuto constatare infatti che l'uomo lo scorso mese di maggio per una settimana circa si è allacciato fraudolentemente al contatore dell'attigua abitazione della vicina di casa. A Pederoba 3 rumeni, invece 2 donne di 33 e 43 anni incensurate ed un uomo di 33 anni pregiudicato, hanno messo a segno un colpo in un supermercato. Dopo essere entrati hanno occultato 11 bottiglie di superalcolici all'interno di 2 borse utilizzando 2 panni in microfibra per attutirne il rumore. Per guadagnare la fuga le 2 donne hanno oltrepassato le casse approfittando della manovra diversiva dell'uomo, intento a distrarre l'ignara cassiera, ma ad intervenire subito il personale della vigilanza e i carabinieri che hanno bloccato l'uomo. I militari dell'Arma hanno poi fermato le 2 complici, una delle quali scalza, che avevano tentato di allontanarsi. La refurtiva del valore di 500 euro è stata restituita su disposizione dell'autorità giudiziaria. I 3 sono stati associati nel carcere di Treviso e in quello femminile di Venezia. Arresti convalidati. Ritorniamo al caso, al giallo di Alex Marangon. In corso i prelievi del capello sui partecipanti al rito sciamanico. Intanto una lettera anonima è stata recapitata al legale della famiglia, l'avvocato Tigani. Ci sono elementi interessanti, ma chi vuole aiutare deve farsi avanti, dice Tigani. Elementi interessanti, quelli contenuti nella lettera anonima scritta a computer e arrivata direttamente nella cassetta postale dello studio dell'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Alex Marangon. La missiva è stata già depositata in procura per essere vagliata dagli inquirenti. L'appello è quello di farsi avanti se qualcuno ha delle notizie fondate da rivelare. L'unico modo è quello di farsi avanti e non di mandare lettere anonime, perché non sono utilizzabili e non fanno altro che alimentare ansie e l'agonia di questa storia. Del resto, se quello che viene riferito corrisponde al vero, chi dovesse fare queste dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria non ha nulla da temere. Elementi che, se risultassero veri, potrebbero dare delle risposte ad una morte ancora avvolta nel mistero. Alex Marangon, 25 anni, è stato trovato senza vita nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Non solo, ma sono in corso anche i prelievi del capello sulle persone che hanno partecipato quella sera all'evento, richiesta che era stata avanzata proprio dai legali della famiglia della vittima e che la procura aveva disposto. Ed ancora dovrebbero essere iniziati anche i tossicologici su Alex, accertamenti che dovranno stabilire cosa il 25enne di partecipanti avessero assunto quella notte quando il giovane è scomparso. Rimane aperto il fascicolo per omicidio volontario, reato che potrebbe essere modificato qualora emergessero delle novità. Indagini da parte dei carabinieri che non si sono mai fermate. Più volte sono stati sentiti i partecipanti all'evento e gli organizzatori della serata. I curanderi, partiti da Vidor la mattina seguente, prima di sapere cosa fosse accaduto al giovane, parlano solo attraverso il loro legale. A questo puzzle mancano ancora dei tasselli e se qualcuno davvero ha visto o saputo qualcosa non scriva lettere anonime, termina Stefano Tigani, perché non servono a nulla, ma se vuole aiutare le indagini si faccia avanti. Un'altra ragazza scomparsa in provincia di Treviso. La prefettura ha comunicato che è stata segnalata alla questura la sparizione di Naissa Torresan, 15 anni, residente nel capoluogo. La ragazza è alta circa 1,72 m, corporatura normale, ha capelli castani chiari con mesh bionde, lunghi sino alle spalle e occhi azzurri. Si è allontanata dalla propria abitazione nella mattinata del 4 agosto scorso, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloncini neri, canottiera grigia e scarpe Nike di colore bianco. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Nessuna notizia al momento nemmeno dell'altra trevigiana scomparsa, Catiuscia Campanella, di 21 anni, residente a Casale sul Sile. La giovane in questo caso avrebbe contattato delle amiche per far sapere di non essere interessata a tornare a casa. Il suo cellulare è stato agganciato l'ultima volta nella zona di Milano.
Voltiamo decisamente pagina, attenti al lupo, si moltiplicano gli avvisi alla cittadinanza nei comuni trevigiani lungo il Piave dove si sono registrati tanti avvistamenti. Intanto è arrivato il parere positivo dell'ISPRA, si attende quello del Ministero dell'Ambiente per procedere al recupero dell'animale. Lupo del Piave, l'allarme nei comuni rivieraschi della Marca resta alto. Sui social le amministrazioni comunali avvisano i cittadini delle norme da seguire in caso di avvistamento. A Zenson di Piave il comune lancia l'avviso sui video wall del paese: attenzione, avvistamento lupo in area golenale, ricordando l'importanza di segnalare subito l'eventuale avvistamento alle autorità competenti, CRAS o polizia locale. Come tutti i miei colleghi sindaci, dei comuni limitrofi, ci siamo scambiati queste buone pratiche e le abbiamo diffuse sui canali social del comune, che sono semplicemente quelle di non avvicinarsi, perché potrebbe appunto per difendersi impaurito potrebbe magari attaccare. Purtroppo lo ha già fatto, mi sembra di aver capito che ha attaccato dei cani o delle galline, ma potrebbe anche attaccare anche gli uomini, i bambini che magari passeggiano tranquillamente per noi nell'area golenale del Piave. E quindi stare lontani e magari se si avvicina magari battere semplicemente le mani per allontanarlo e poi segnalare la presenza in modo tale che si possa recuperare e riportare nel suo habitat. Intanto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha inviato alla Regione del Veneto il parere positivo per il recupero dell'animale. Ora si attende quello del Ministero che definirà la procedura da adottare ed in queste ore anche l'IPU, Legambiente e WWF hanno scritto un appello a Regione, Provincia e Carabinieri Forestali. Questi animali contribuiscono a mantenere l'ambiente in buono stato di conservazione esercitando una selezione positiva di contenimento sulla popolazione delle loro prede, quali ungulati e roditori, affermano le associazioni, invitando anche i comuni a fare incontri formativi con la popolazione e controlli con personale addetto. Di certo, lungo il Piave l'argomento suscita grande dibattito tra la popolazione, concorde sulla necessità di salvaguardare l'animale ma riportarlo nel suo ambiente. Abbatterli mi dispiacerebbe, bisogna soltanto che ci sia da parte magari del comune una maggiore attenzione, magari qualcuno che sia esperto in materia e possa magari localizzarli e portarli via. Un lupo lungo il Piave può succedere, viene giù dalla montagna o da posti del genere, basta solo trovarlo se è possibile, prenderlo, mi pare la provincia che interviene in questi casi, prenderlo con calma, curarlo perché mi pare che sia un po' anche ammalato, questo lupo abbia dei problemi, riuscire a prenderlo senza far danni e riportarlo sul suo habitat. Abbatterlo sicuramente no, bisogna prenderlo, curarlo perché è una zampa ferita e riportarlo nel suo ambiente, tutto là. False griffe in vetrina, la Guardia di Finanza ha sequestrato 1100 capi fra borsa, abbigliamento e accessori, denunciato il titolare di una boutique ad Asolo. Borse di ogni genere, dalla pochette ai trolley, accessori come cinture, portafogli, portachiavi, cravatte, foulard, ma anche qualche capo di abbigliamento, marchi di grandi griffe della moda internazionale come Gucci, Hermès e Louis Vuitton, articoli esposti nella vetrina di una boutique di Asolo. Avrebbero fruttato ricavi dalla loro vendita per oltre 450.000 euro. Peccato però si trattasse di merce contraffatta, ovvero dei veri e propri tarocchi. A scoprirlo la Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha fatto scattare il blitz. Un'attenta analisi è stata riscontrata la presenza di imperfezioni che non avremmo dovuto riscontrare nel prodotto originale, per cui sono stati avviati degli approfondimenti anche ricorrendo a perizie di rappresentanti dei brand dell'alta moda. Il titolare del negozio cittadino italiano è stato denunciato per il reato di detenzione per la vendita di merce con segni mendaci. Si tratta di veri e propri falsi d'autore in cui la difformità rispetto al capo originale era difficilmente rilevabile dall'occhio non esperto. In aggiunta a ciò bisogna pure notare come il prezzo di vendita fosse non difforme rispetto a quello che viene praticato normalmente per beni di quel tipo. Oltre a ciò, la falsità dei prodotti esposti risultava confermata dall'assenza di fatture di acquisto o di altra documentazione comprovante l'acquisto lecito. Si tratta di beni per i quali l'unico titolo d'acquisto presente era una ricevuta da ritenere contraffatta, visto che a parte l'indicazione del marchio della casa di moda erano presenti, l'oggetto della ricevuta non era facilmente identificabili, erano soprattutto presenti i corrispettivi ricorrenti in dollari di Hong Kong, quindi formalmente si tratta di beni che
apparivano provenire da una boutique appunto hongkonghese. Sequestrati oltre 1100 articoli. Proseguono intanto le indagini svolte a ricostruire la filiera di approvvigionamento delle merci. Verranno fatti degli accertamenti rivolti in particolare a ricostruire la filiera di approvvigionamento e a verificare l'eventuale presenza di proventi illeciti e l'ammontare degli stessi. Una vera e propria odissea che dura da 3 anni è quella che vive quasi quotidianamente una vivaista di Treviso. Il suo incubo è lo stalking del vicino, denunciato più volte, ma nulla sembra essere cambiato. Sì, sinceramente ho paura anche per la mia incolumità, però almeno ho parlato, almeno i cittadini sapranno di questa cosa e spero che qualcuno mi possa aiutare a risolvere il mio caso, insomma, quanto prima. Da 3 anni Michela Pavan, titolare del vivaio Garden Center vicino all'aeroporto, non vive più, esasperata dai dispetti del vicino con il quale i rapporti sono entrati bruscamente in conflitto a seguito di una serata finita evidentemente male. La signora Michela ha già presentato denuncia e sono stati aperti 2 procedimenti giudiziari, uno civile per danneggiamenti e uno penale per l'aggressione al padre della titolare. L'ultima denuncia ai carabinieri appena qualche giorno fa. Stessi carabinieri che le avevano assegnato già anni fa un codice rosso, poi finito nel nulla. Mi sta torturando con vessazioni, con violenza psicologica ormai, con stalking. E non riesco più a vivere, anche perché questo è il mio lavoro, qui ci devo soggiornare almeno per 8-9 ore al giorno e vivo sempre con l'ansia, col terrore. Quando esco devo sempre avere il telefonino acceso per riprendere qualsiasi cosa lui mi possa dire e questa non è vita, non posso cambiare lavoro, non posso trasferire la mia azienda. Ha cominciato danneggiandomi delle piante, poi ha iniziato ad attaccare cartelli un po' ovunque, diffamando chiaramente la mia azienda. E nel periodo dei frutti mi lancia la frutta marcia, quindi quando è il periodo dei kiwi mi lancia i kiwi, quando è il periodo dei cachi mi lancia i cachi e via dicendo. Sono tutte cose che sono state denunciate, però continua. La signora Pavan lamenta che finora le forze dell'ordine non hanno preso alcun provvedimento. Non è stato arrestato, non è stato indagato, non è stato segnalato, nulla. La titolare si è rivolta a forze dell'ordine, alla stampa e anche al sindaco, con il quale ha già fatto un colloquio. Si è rivolta anche ai servizi di protezione contro la violenza sulle donne, con la quale avrà un appuntamento a fine mese. Ormai moralmente, psicologicamente mi sta distruggendo. Verso fine agosto un incontro con il centro antiviolenza sulle donne, perché ho bisogno di parlare, ho bisogno di buttare fuori tutto quello che mi porto dentro. Parliamo del meteo, di questo caldo che continua ad avanzare. Facciamo il punto con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Vi dico già che la situazione è destinata a peggiorare la prossima settimana. Le temperature è il punto dolente veramente della situazione, sono ancora in crescita, le minime 22-24 gradi, ma le massime raggiungeranno i 33-34 gradi e poi intorno a martedì e mercoledì anche i 37 gradi, sono molto alte. Hai voglia a chiamarlo il weekend più caldo dell'anno come è stato previsto a livello nazionale? Nella Marca la situazione è destinata a peggiorare la prossima settimana. Giornate infernali a 37 gradi e oltre e una percezione che sarà ancora più elevata. E poi notti tropicali con le minime che schizzano verso valori anomali. Ci si attrezza in vari modi per difendersi, fuga verso la montagna e il mare o barricati in casa con i condizionatori da sfruttare come se non ci fosse un domani e il rischio in questo caso è quello del blackout per sovraccarico. L'altra faccia della medaglia è il clima che risparmia la furia delle tempeste improvvise, anche per il minore impatto dell'umidità. L'azione incontrastata dell'anticiclone su di noi garantisce tempo stabile, vedete sulla carta del tempo come quest'alta pressione veramente ampia mantiene lontano i sistemi perturbati, quindi dicevamo tempo soleggiato per questo fine settimana su tutte le nostre zone, ma anche per gran parte della prossima. Un piccolo cambiamento sarà possibile a fine prossima settimana, ma questo sarà da verificare. Insomma, per ora il cielo non dovrebbe riservare brutte sorprese.
quelle che di solito hanno la forma di palle da tennis di ghiaccio che sfondano parabrezza o raffiche di vento che spazzano alberi come bastoncini. Cielo in prevalenza sereno per sabato, per domenica, con un'attività di cumuli durante il pomeriggio sulla pianura, cumuli più intensi sui rilievi dove potranno dar vita a qualche temporale. Per ora forti temporali non sono previsti in pianura, però attenzione, questo gran caldo, questa grande energia poi col passare dei giorni potranno ricreare le condizioni per temporali anche in pianura. Comunque per ora non sono previsti. Scritte omofobe sono apparse in Viale Trento Trieste a Treviso ed è arrivata anche la condanna del sindaco Conte. Scritte omofobe comparse lungo il muro perimetrale del parcheggio di Viale Trento Trieste a Treviso, segnalate da diversi sostenitori del coordinamento LGBTE. Manifestazioni d'odio che mal si accostano ad una città pacifica come Treviso, ma che evidentemente testimoniano quello che Paola Marotto, presidente del coordinamento, scrive a commento delle scritte. Siamo ben lontani dall'essere una società inclusiva, serve civiltà e rispetto per le persone LGBTQIA+. Tali manifestazioni di odio sono da condannare senza se e senza ma e chiediamo alle istituzioni e a tutte le forze sociali e politiche che aderiscano al nostro appello per combattere il pregiudizio e la discriminazione nel nostro territorio. Alla richiesta di cancellare le scritte ingiuriose il sindaco ha immediatamente risposto, manifestando anche la solidarietà dell'amministrazione. Tutte le scritte che appaiono nella nostra città, che sono offensive e irrispettose, noi provvediamo nel minor tempo possibile alla cancellazione, quindi porto la mia solidarietà nei confronti della comunità LGBT e sarà nostra cura ovviamente individuare la scritta e farla cancellare nel minor tempo possibile, quindi darò subito mandato ai lavori pubblici di eseguire questa cancellazione e invito anche i cittadini, qualora riscontrano scritte offensive nel territorio comunale, di segnalarle perché sarà nostra cura cancellarle immediatamente. Scritte che erano comparse peraltro anche da parte della stessa comunità LGBTQIA+ durante il Pride, che avevano chiesto più spazi queer in città, senza però offendere nessuno. Ci chiedono se oggi ormai l'omofobia sia superata, se servano ancora i Pride e le manifestazioni di rivendicazione dei diritti sociali e di lotta alla discriminazione. Questi tristi e deplorevoli fatti ci spiegano che c'è ancora molta strada da fare per costruire una società trevigiana veramente inclusiva. Per questo chiediamo alle istituzioni locali e a tutti i soggetti politici di esprimere una ferma condanna per fatti come questo. Solidarietà è stata espressa anche dai consiglieri Carlotta Bazza e Marco Zabai del Partito Democratico, che hanno notato che la mano è simile a quella che lo scorso anno imbrattò anche Prato della Fiera e chiedono alle istituzioni di intervenire in maniera decisa. Infine solidarietà anche da parte della CGIL. Fatti come questo di inciviltà e vandalismo non vanno affatto sottovalutati e minimizzati, sono la cartina di tornasole di un fenomeno di diffusione dell'odio e della rottura della coesione sociale più profondo che va affrontato in primis dalle nostre istituzioni, ha detto il segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, Mauro Visentin. E noi a Treviso ritorneremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda per ritornare a Treviso e occuparci dei lavori di riqualificazione di Viale Cesare Battisti, lavori che inizieranno a settembre. Noi abbiamo lavorato fondamentalmente dal primo progetto fino adesso per cercare di salvare le piante, questo era il mandato iniziale, poi però esiste l'arte del possibile e l'arte dell'impossibile. Riqualificazione di Viale Cesare Battisti. Dopo 15 anni di dibattito arriva il cantiere con la notizia dell'abbattimento degli storici pini marittimi che da quasi 100 anni ombreggiano la principale via d'accesso al centro di Treviso. Erano 101 messi a dimora negli anni 30 del Novecento, oggi ne sono rimasti 43 e sono quasi tutti prossimi all'età e alla classe che ne obbliga comunque l'abbattimento. Qualsiasi ipotetico, che non è possibile, però qualsiasi ipotetico intervento che sarebbe stato fatto anche minimale sull'apparato radicale per salvare i pini marittimi e fare contemporaneamente i lavori di messa in sicurezza di questa strada, perché di questo si tratta, riqualificazione e messa in sicurezza, li avrebbe portati verso la classe CD, quindi verso l'abbattimento. Gli alberi abbattuti verranno comunque sostituiti con altre piante scelte tra farnie, lecci o tigli, essenze più adatte alla posizione. Gli alberi che verranno piantati avranno 3 volte la capacità ricettiva degli attuali alberi, anzi non degli attuali alberi, dei teorici 101 alberi che erano presenti nella ricezione del PM10 e 4 volte la ricezione della CO2. Quindi
questo rifacimento di questo viale tiene conto di un fattore di sostenibilità importante. Il progetto complessivo di riqualificazione del viale, attualmente in parte inagibile e fortemente danneggiato, prevede ripavimentazione stradale, messa in sicurezza delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali che saranno su livelli diversi. Verranno posate nuove linee dell'acquedotto e della fognatura. I costi, 1.200.000 euro, saranno interamente a carico dei privati. Il fondo che sta rifacendo l'ex provincia è ATS. Di fatto sacrificheremo questi alberi che sono comunque a fine vita pericolosi con delle nuove piante pronto effetto, quindi già grande, ma soprattutto ripristineremo le 2 piste ciclabili, i 2 marciapiedi e la carreggiata per le autovetture, restituendo alla comunità un viale in ordine, un viale sicuro e un viale totalmente agibile. Il cantiere partirà a fine agosto e durerà 7 mesi. A parte i primi 10 giorni, quando verranno abbattuti gli alberi, il viale resterà comunque aperto con una corsia percorribile senza bloccare il traffico diretto in Piazza Duomo. Saranno invece inibiti i parcheggi. Colline UNESCO inaccessibili a chi non ha l'auto, la denuncia arriva dalla Fondazione Marca a Treviso. Colline del Prosecco prima sono seriamente in difficoltà perché o le si raggiunge in macchina o non le si raggiunge. La meraviglia delle colline del Prosecco, i percorsi cicloturistici e naturalistici, il buon cibo, il buon vino. Peccato non poterci arrivare senza l'automobile. La stagione estiva 2024 ha reso ancora più evidenti i punti deboli del turismo delle colline UNESCO, con lo stop dopo solo 2 mesi dell'esperienza della Prosecco Hills Link. Il servizio bus stoppato dopo la diffida arrivata a Trenitalia a non usare il marchio Prosecco per l'iniziativa turistica. Un gesto che di fatto però ha reso orfane le colline del potenziale turistico in arrivo dall'aeroporto di Treviso e dalla stazione. Un turista che mi atterra a Treviso, atterra a Venezia, viene a Treviso, poi o ha la macchina o a Valdobbiadene, Follina, non arriva. Gli NCC sono pochi, i taxi sono pochi e sono oltretutto carissimi, quindi andare a lavorare con le compagnie di pullman piuttosto che con la MOM direttamente è fondamentale, perché rendere la provincia percorribile senza le auto è, oltre che fondamentale per permettere la visione, è anche fondamentale dal punto di vista di sostenibilità. È il lavoro che attende la Fondazione per i prossimi mesi, rendere accessibili le destinazioni. La rivoluzione potrebbe arrivare proprio con il nuovo assetto delle 17 organizzazioni del turismo regionale, che comprende un centinaio di soggetti pubblico-privati di 73 comuni in tutto il Veneto. Organizzazione che sta cambiando assetto anche nella Marca. Si va tutti in quella direzione, in organizzazioni o pubbliche totalmente, o misto pubblico e private, che hanno in qualche maniera un rapporto molto stretto tra la governance pubblica e i privati, in maniera tale da poter offrire un servizio al turista e al territorio che sia adeguato. Nel pomeriggio a San Polo di Piave, l'ultimo saluto ad Adriano Zanotto, uno dei volti storici della ristorazione trevigiana. Una commozione sincera e compartecipata da tutta una comunità, quella per la perdita di Adriano Zanotto, uno dei simboli dei ristoratori trevigiani, titolare del Parco Gambrinus di San Polo di Piave, inventore del premio Mazzotti Gambrinus, un creativo e un innovatore, ma anche un padre, un marito, un amico, un fratello. Abbiamo bisogno di stare bene insieme. Adriano questo lo sapeva e ha lavorato per regalare a tanti un'esperienza di bellezza. La luce di questa vita si è spenta per Adriano, una vita intensa, una vita carica di tante cose, di tanti frutti, di tanti progetti, una vita per descrivere la quale ci vorrebbero tante parole. Lascia la moglie Rosa, con la quale era sposato da una 60ina d'anni, e i figli Gianmaria, Pier Cristian e Marianna, che avevano preso il testimone di quanto portato avanti da papà Adriano dal 1958, quando a sua volta ereditò il notissimo locale dal padre. Negli anni, insieme alla famiglia che lo ha sempre sostenuto, aveva trasformato il Gambrinus in un punto di riferimento della ristorazione e della cultura, dove cucina e tradizione sono inserite nel contesto fiabesco del parco adiacente. Una perdita che si farà sentire costantemente in familiari, amici e anche istituzioni. Il suo lavoro era un divertimento, non era un lavoro, era ricco di fantasia, di creatività
Questa è la verità. Mi sono sposato là. E oggi abbiamo salutato un maestro, per noi della seconda generazione, lui come altri, insomma, ha dato tanto e lasciano un esempio che non è mica facile seguire in questa maniera, ma insomma hanno dato tanto per tutto il nostro territorio con grande passione. È stato un bel saluto quello di oggi. Oggi salutiamo un uomo, un padre, uno chef che ha saputo dare con le sue gesta, con le sue opere, con le sue intuizioni lustro a tutta la comunità sampolese, dapprima appunto con il ristorante e poi anche in collaborazione con il comune attraverso il premio letterario Giuseppe Mazzotti Gambrinus. Quindi davvero è una grande perdita, ma lascia anche un grande ricordo. E noi adesso andiamo a Belluno. Tragedia nella zona della Val Corpas in comune di Taibona Gordino. È lì che alle 14 di oggi è stato recuperato il corpo senza vita di un base jumper bresciano di 41 anni, Ludovico Vanoli. L'uomo si era lanciato con la tuta alare dal Castello delle Nevere alle spalle della Moiazza nella zona del Civetta ed era stato visto precipitare in Val Corpas. L'elicottero del SUEM 118 è stato allertato poco dopo le 11 di questa mattina. Il volo di ricognizione ha consentito di individuare la salma che è stata recuperata nei pressi della Forcella della Cima dei Tre e affidata al carro funebre che l'attendeva a Capanna, Trieste. Stamattina a Livinallongo l'elicottero Pelican 2 di Bolzano ha recuperato un alpinista di 56 anni della Repubblica Ceca caduto mentre arrampicava. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone. 178 missioni nel primo mese di attività del doppio elicottero del SUEM nell'area dolomitica e in quelle contermini, in aumento del 34% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'ULS 1 Dolomiti traccia così il primo bilancio dell'impegno nell'urgenza ed emergenza medica e presenta equipaggio e dotazioni di Falco. Tiziana Bolognani. Macchina e persone, un connubio straordinario a servizio appunto della gente che ha bisogno di soccorso. Quando parliamo dell'eliambulanza Falco dobbiamo immaginare un elicottero che vola con un cuore formidabile fatto di persone. Pilota e tecnico di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso operano in perfetta simbiosi sul mezzo che ha la possibilità di compiere imprese eccezionali in ambiente ostile anche con pilota automatico. Aperti i portelloni, stamattina è toccato al pilota Augusto D'Alberto illustrare le caratteristiche del velivolo bimotore quadripala con verricello di servizio, un cavo d'acciaio di 95 metri manovrato dal tecnico di volo Alberto Betto, l'ultimo a salire sull'elicottero, il primo a scendere. Con loro il personale sanitario, oggi rappresentato dal dottor Massimo Andreoni, distaccato da Verona, e dall'infermiera del SUEM Umberta Bettin. A comporre l'equipaggio il tecnico di elisoccorso, volontario del soccorso alpino Giovanni Zanottin. Nel soccorso, come si suol dire, non si scherza, quindi macchina assolutamente performante, tecnologia ad altissimo livello, ma soprattutto personale altamente formato. Che è la chiave del soccorso in Dolomiti, addestramento semestrale per il mantenimento delle competenze, formazione del personale sanitario in urgenza ed emergenza e formazione tecnico-sanitaria in ambiente impervio, ha ricordato la dottoressa Cristina Barbarino del SUEM 118 di Pieve di Cadore. A bordo l'equipaggiamento necessario per supportare le funzioni vitali del paziente, monitor, ventilatore meccanico, defibrillatore, zaino di soccorso, barella in carbonio racchiusa in un sacco con vela antirotazione. 178 le missioni nel primo mese di attività in tandem Falco 1 e Falco 2, più 34% rispetto allo stesso periodo del 2023, prevalentemente Cadore e a Gordino le aree di intervento. Poco più del 12% dei soccorsi hanno riguardato illesi. A queste chiederemo naturalmente di pagare il conto, perché comunque far volare un elicottero, ma soprattutto far impegnare 5 persone altamente formate che sicuramente potevano magari essere anche utilizzate in altre missioni, è un costo che deve essere assolutamente pagato.
Corre la pista da bob, almeno al momento, rispetto ai tempi di realizzazione dell'importante infrastruttura olimpica. Ieri a Cortina d'Ampezzo i vertici del Comitato Olimpico Internazionale hanno effettuato il sopralluogo al cantiere assieme ai referenti delle federazioni internazionali, della Regione, del Comune, della Fondazione Milano Cortina e dell'impresa Pizzarotti. Focus sulla curva Sento e il suo avanzamento in attesa della prossima gettata di calcestruzzo su circa 200 metri di pista lineare. Secondo Simico, l'elevata qualità raggiunta e approvata assicura l'utilizzo della pista anche nel periodo estivo, quando nella stagione calda sarà favorito l'uso dei bob a rotelle per consentire un impegno dello sliding center per 365 giorni all'anno. Ormai è deciso, sarà aperto i primi di settembre il cantiere ANAS per i lavori di manutenzione della Galleria del Comelico. Dal 18 settembre scatteranno così le chiusure notturne che si protrarranno per circa 900 giorni. Gli ultimi tasselli sono stati sistemati durante un incontro a Palazzo dei Rettori. Davanti al prefetto Rocco Berton si sono riuniti i vertici dell'ANAS, i sindaci del Comelico e di Auronzo, ma anche l'ULS 1, le categorie economiche Dolomiti Bus. Sarà aperto ai primi di settembre il cantiere per la messa in sicurezza della Galleria del Comelico. 4 chilometri è lungo il tunnel che conduce alle terre alte, che necessita di un restyling da cima a fondo. Ma, ed è questa la novità, per i lavori i tempi della chiusura notturna della galleria si sono accorciati dai 3 anni previsti ai 2 anni e mezzo, che sono comunque sempre un'infinità per chi vive e lavora in valle. ANAS e Prefettura hanno accolto la richiesta di entrare nel merito delle compensazioni messa sul tavolo dai sindaci per le categorie economiche che da tempo manifestano forte preoccupazione per i disagi che il cantiere inevitabilmente comporterà. Durante le ore notturne, per entrare e uscire dal Comelico, bisognerà avventurarsi sul passo di Sant'Antonio, ad eccezione dei camion che saranno costretti a percorrere il passo Montecroce da Dobbiaco. I mezzi di soccorso avranno la possibilità di accedere alla galleria in caso di emergenza entro un quarto d'ora dalla chiamata. Possibilità estesa anche al personale sanitario e agli autisti di Dolomiti Bus. I vigili del fuoco hanno ottenuto di poter spostare l'autogru a Santo Stefano per tutto il periodo del cantiere. Ora non resta che attendere l'avvio dei lavori, sperimentazione sul campo e correttivi laddove sarà possibile intervenire. Bisognerà armarsi di pazienza. Nasce a Bassano il comitato contro la diga del Vanoi. 5 associazioni chiedono maggiore chiarezza sul contestato progetto. Le falde dei monti della valle dove dovrebbe sorgere la diga sono classificate al grado più alto di pericolosità. Quindi si potrebbe avere un altro Vajont. Gli stessi progettisti dicono che nel caso del crollo della diga, ammesso che la diga crolli, a cascata le acque arriverebbero fino a Piazzola sul Brenta. 5 associazioni del Bassanese dicono no alla diga sul Vanoi nelle zone a confine tra Trentino e Veneto. Un progetto che vede le prime bozze di idee ancora negli anni 20 del secolo scorso e che oggi è stato totalmente rinnovato. Se ne parla da decenni perché viene vista come una delle uniche soluzioni per contrastare la siccità che sta caratterizzando le ultime estati anche nella nostra regione. Ma restano i dubbi sulla reale fattibilità e sulla sicurezza di una diga simile. Facchinello ricorda che già tra Trentino e Bellunese ha preso il via una mobilitazione popolare contro la diga del Vanoi e la diffida, afferma del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al consorzio di bonifica Brenta a non dare seguito al progetto. Da Bassano si alza la voce di un nuovo comitato costituito da queste 5 associazioni, la Romano Carotti, Italia Nostra, Consulta per l'Ambiente, Acqua, Bene Comune e Aria, che chiede che la questione venga portata alla cittadinanza e si opti per un'alternativa. Perché abbiamo bisogno di una diga? Per poter irrigare a valle. Allora c'è tutto il discorso dell'uso dell'acqua che si fa a valle, il tipo di irrigazione che si fa a valle, il tipo di culture che si fa a valle. E quindi su questo che noi vorremmo che anche i bassanesi riflettessero. Non è che sempre la montagna deve pagare per la pianura, ma che la pianura dovrebbe fare una riflessione su quelle che sono forme alternative. Ed è tutto per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti né da Belluno né da Treviso. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.